Benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli del nostro giornale. A Niscemi, nuova visita del Premier Meloni che incontra gli sfollati della zona rossa. Il capo del governo annuncia lo stanziamento di 150 milioni di euro per l'emergenza. I niscemesi al nostro TG abbiamo perso tutto, ora lo Stato trasformi le promesse in fatti. Triplice omicidio di Montagna Reale, secondo alcune fonti investigative. Il quarto uomo, amico di una delle vittime, avrebbe inizialmente ammesso di aver partecipato alla sparatoria. Una volta iscritto nel registro degli indagati si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si attende un nuovo interrogatorio. Allo Zen di Palermo consegnato l'immobile alla famiglia assegnataria. Si è concluso il presidio civico dell'assessore Ferrandelli, durato per tutto il fine settimana per impedirne l'occupazione abusiva. Sempre a Palermo diventa un'associazione No Maranza, il gruppo di cittadini guidato dallo chef Natale Giunta. Si rafforza la battaglia dei residenti contro chi scatena risse e violenza nei locali. Carnevale in corsia all'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. La banda musicale Giuseppe Lentini di Favara regala sorrisi ai piccoli pazienti nei giorni di festa. Calcio in Serie B, il Palermo centra il 13° risultato utile consecutivo, ma resta quarto in classifica. Contro il Sudtirol sabato al Barbera, vietato sbagliare. Per la promozione diretta servono continuità e 0 passi falsi. In C il Catania si prepara al nuovo derby contro il Trapani, in calendario mercoledì al Massimino. Rossazzurri in cerca di punti per accorciare le distanze dal Benevento. Bentrovati e buonasera. Lo avete sentito in primo piano, questa nuova visita sorpresa della Premier Giorgia Meloni a Niscemi. Al nostro TG le parole degli sfollati della zona rossa che hanno detto: abbiamo perso tutto ma vogliamo ripartire qui. Ora lo Stato trasformi queste promesse in fatti. Gerry Italia. A Niscemi il silenzio delle strade evacuate si mescola alla voglia di ricominciare. A settimane dalla frana che ha stravolto il centro storico e costretto oltre 1500 persone ad abbandonare le proprie case, oggi gli sfollati hanno incontrato la Premier Giorgia Meloni. In 13, in rappresentanza delle famiglie della zona rossa e delle attività colpite, hanno portato storie di paura, di perdita, ma anche di speranza. Tra loro Sergio Cirrone è uno dei primi a rendersi conto del movimento franoso. Abbiamo lasciato in fretta la nostra abitazione per salvarci la vita, abbiamo dato l'allarme, ma non siamo riusciti a recuperare nulla e quindi abbiamo perso la casa, abbiamo perso, come famiglia abbiamo perso la nostra casa, abbiamo perso la nostra attività sempre nel centro storico nella quale avevamo investito e quindi viviamo come tante famiglie e tante persone questa situazione drammatica e siamo in apprensione, in attesa di interventi celeri e risolutivi. La richiesta principale è una: tempi certi per i risarcimenti e interventi immediati per la messa in sicurezza. Ma il messaggio alla Premier è stato anche chiaro: Niscemi non vuole essere abbandonata. Non siamo d'accordo con soluzioni di fortuna, con Newtown, con altre soluzioni che non ci interessano. Ecco, noi vogliamo essere risarciti ed essere liberi di rifarci una vita, di ricominciare una vita dove ci pare. Il tema della sicurezza resta centrale soprattutto per chi dovrà rientrare nelle zone a rischio. Chi dovrà rientrare dovrà avere appunto la garanzia di poter ritornare in sicurezza e questa sicurezza la danno gli interventi che dovranno essere fatti nei costoni. L'incontro con la Premier ha lasciato un sentimento diffuso di fiducia, ma anche l'urgenza di passare dalle parole ai fatti. Noi vogliamo ricevere questi aiuti per ricostruirci una vita qui, per ricostruire una vita a Niscemi e ricominciare, ma non tra 10 anni, 14 anni come è stato fatto, qualcuno anche se ne vanta, ma adesso. Perché tra le macerie e le case chiuse, Niscemi non chiede assistenza ma la possibilità di ripartire, e il tempo per chi ha perso tutto è diventato la prima vera emergenza. Ecco, avete sentito le parole di uno degli sfollati appunto di Niscemi dopo questa nuova visita sorpresa della Premier Meloni che proprio nel comune siciliano ha annunciato lo stanziamento di 150 milioni di euro per fronteggiare questa emergenza. La sentiamo. Per Niscemi c'è uno stanziamento specifico che riguarda 150 milioni di euro con la nomina di un commissario straordinario nella figura del capo della protezione civile, prefetto Fabio Ciciliano, perché non volendo perdere neanche un giorno di tempo
così siamo già immediatamente operativi con la struttura. Le risorse sono dedicate sostanzialmente alle 3 grandi priorità soprattutto, e cioè la demolizione delle case che devono essere demolite, la messa in sicurezza del territorio, perché è inutile che noi cerchiamo di risolvere i problemi se si possono ripresentare, e ovviamente gli indennizzi per chi ha perso le case, ovviamente anche per le attività produttive, al netto di quello che già è stato fatto e al netto di quello che prevede il resto del decreto, che vale per tutte e 3 le regioni che sono state coinvolte dal problema alluvionale, ma incidono ovviamente anche per Niscemi. Sul resto del decreto noi prevediamo diverse centinaia di milioni di euro per quello che riguarda il ripristino della rete infrastrutturale e dei servizi, e quindi impatta ovviamente e riguarda anche la questione di Niscemi. Prevede l'indennizzo e iniziative di sostegno per le attività economiche che sono state coinvolte, particolarmente per quello che riguarda il campo dell'agricoltura. Anche qui sono provvedimenti che sappiamo che sono provvedimenti significativi. C'è la sospensione dei tributi, e vale ovviamente anche per Niscemi, ma vale per tutti i territori che sono stati coinvolti. I tributi dovrebbero essere sospesi alla fine, fino a aprile, vuol dire rimandare il pagamento almeno ad ottobre. Stiamo cercando di dare una risposta complessiva a tutti i territori coinvolti. Cambiamo pagina, torniamo a parlare del caso di quei 3 cacciatori di Montagna Reale che sono stati trovati morti. C'è un quarto uomo che tra l'altro è anche amico della vittima più anziana, che è l'unico indagato appunto per questo che ormai è un pluri-omicidio, e c'è anche attesa per questo nuovo interrogatorio a questo 52enne che fa il bracciante agricolo, che finora si è avvalso della facoltà di non rispondere. Però secondo alcune fonti investigative l'uomo avrebbe inizialmente ammesso di aver partecipato a questa sparatoria. Sentiamo Orazio Longo. La procura ritiene di avere un quadro chiaro nella dinamica dei fatti, che sarebbe stato confermato dagli esami balistici e dall'autopsia. Di certo c'è che il 52enne bracciante agricolo, indagato dai magistrati di Patti nell'inchiesta sulla morte dei 3 cacciatori sui Nebrodi nel Messinese, all'interrogatorio reso davanti al procuratore alla presenza dei suoi difensori, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei prossimi giorni l'uomo sarà ascoltato nuovamente in attesa del risultato di una serie di esami balistici in corso da parte del RIS. Speriamo che in quella sede, afferma il procuratore Angelo Cavallo, decida di rispondere alle nostre domande o ci dia una sua ricostruzione di quello che è accaduto. I fratelli Davis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni, di San Pierniceto, e Antonio Gatani, di 82 anni, di Patti, sono stati trovati senza vita con ferite da arma da fuoco il 28 gennaio scorso nei boschi di Montagna Reale. Secondo alcune fonti investigative, l'uomo avrebbe ammesso di essere stato presente quella mattina e di avere partecipato alla sparatoria che sarebbe scaturita da un iniziale incidente. Ammissioni che però l'uomo avrebbe reso non alla presenza di un legale, non pienamente utilizzabili sul piano processuale, né tantomeno confermate durante l'interrogatorio ufficiale, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere. Insomma, tutto da vedere e verificare ancora nella ricostruzione del giallo. Intanto i legali del 52enne annunciano che presenteranno denuncia per violazione del segreto istruttorio. E sempre a proposito di questo pluriomicidio, potrebbe essere nelle webcam del fucile della più giovane delle vittime la chiave del giallo appunto dei 3 cacciatori che sono stati trovati morti, uccisi a colpi di fucile sui Nebrodi del Messinese. Gli investigatori stanno analizzando il filmato per cercare di comprendere la dinamica dei fatti, cosa non semplice perché il video girato nel bosco all'alba sarebbe poco chiaro. Si è concluso il presidio civico durato per tutto il fine settimana per impedire l'occupazione abusiva di una casa dello Zen 2 a Palermo. L'immobile è stato consegnato nel pomeriggio ad una famiglia di 8 persone legittima assegnataria. Manlio Viola. È stata consegnata ad una nuova famiglia oggi pomeriggio l'abitazione popolare dello Zen 2 a Palermo, che per tutto il fine settimana è stata presidiata per impedirne l'occupazione abusiva. L'immobile era stato restituito al comune da una famiglia assegnataria che aveva deciso di lasciarlo dopo varie minacce. Vista la situazione, l'assessore comunale all'emergenza abitativa aveva lanciato una vera e propria staffetta a un presidio civico, restando personalmente in quella casa per tutto il fine settimana, raggiunto da altri assessori, dal sindaco, dal parroco del quartiere, da tanti volontari. Oggi pomeriggio il primo cittadino ha consegnato l'abitazione a una famiglia di 8 persone, 2 adulti e 6 minori.
Abbiamo voluto dimostrare che essere indignati si può e si deve quando vengono commessi reati, perché di questo si tratta, che offendono la dignità della persona e il diritto alla casa. Ora bisognerà accertarsi che anche questa famiglia non venga cacciata, ma il clima nell'isolato è cambiato. In questi giorni anche i vicini di casa hanno partecipato in qualche modo al presidio. Grande collaborazione istituzionale, ma grande solidarietà della città, della comunità, per dimostrare che lo Zen non è un ghetto isolato, ma è un quartiere di questa città dove ancora di più lo Stato deve entrare per garantire in maniera finalmente, auspicabilmente definitiva, trasparenza, legalità, correttezza dei comportamenti. Continueremo a monitorare la situazione e ad assicurare la necessaria sicurezza alla famiglia che da oggi abiterà questa casa, ha concluso l'assessore Ferrandelli. Un operaio di 50 anni è precipitato da 4 metri mentre sul cestello di un muletto stava operando per un inventario in una piattaforma di logistica a Belpasso. L'uomo è rimasto ferito in maniera grave ed è ricoverato nell'ospedale Cannizzaro di Catania. Ancora una volta avevamo segnalato e avevamo chiesto interventi. Oggi contiamo un lavoratore in gravi condizioni. Questa è la denuncia della CGIL di Catania. Andiamo a Messina, conferenza stampa del sindaco dimissionario Basile Di Cateno De Luca. In primo piano la lotta all'evasione fiscale e l'abbattimento del debito del comune. Francesco Triolo. Il piano di risanamento finanziario dal 2018 ad oggi, il recupero dell'evasione e la digitalizzazione dei servizi del comune. La consueta conferenza settimanale di Cateno De Luca e Federico Basile ha voluto fare il punto oggi sul debito che Palazzo Zanca ha negli anni sotto la loro guida abbattuto da 382 milioni di euro ai 10 certificati a dicembre 2025. La sterzata importante, ha ricordato De Luca, è stato il Salva Messina con la realizzazione di una banca dati unica per i controlli e gli accertamenti, ma hanno voluto segnalare come in precedenza le casse di Palazzo Zanca hanno vissuto sulle montagne russe in cui la certezza dei conti era l'ultima cosa. Basile e De Luca hanno sottolineato anche come le partecipate fossero il bancomat della politica. Il risanamento dei conti è passato anche attraverso la lotta all'evasione. Scoperti per esempio oltre 10.000 utenti sconosciuti, dalla Tari all'IMU non commerciale, grazie alla verifica degli enti sul territorio. La tassa dei rifiuti così a Messina è scesa del 35% dal 2024 e la città è al terzultimo posto per costo in Italia. La bravura di un ente è questo, andare a riscuotere quelli che sono contribuenti fantasma o per la Tari superfici mai tassate, andare a perseguire sempre i soliti che magari hanno difficoltà a non poter pagare è un'attività molto più semplicistica che si fa in automatico attraverso i programmi. I debiti dal 1980 ad oggi hanno nomi e cognomi, ha detto De Luca, accendendo di fatto la campagna elettorale che si è aperta ufficialmente in città, ed è chiaro che sulle partecipate e sulla capacità di voto dei dipendenti si gioca una corsa importante verso l'elezione del nuovo sindaco. A Palermo No Maranza è la nuova associazione dello chef palermitano Natale Giunta che prosegue la sua battaglia contro chi scatena risse e violenze nei locali e rovina così la movida, un segnale contro aggressioni e violenza. Marco Gullà. Lo chef palermitano Natale Giunta rilancia e prosegue la battaglia contro i cosiddetti Maranza, un percorso contro aggressioni e intimidazioni che ha anche richiamato tante critiche sui social quando il cuoco imprenditore nel suo locale aveva affisso un cartello che vietava l'ingresso a determinati personaggi. A breve sarà presentata un'associazione che si chiamerà No Maranza, un nuovo segnale per dare un sostegno ad imprenditori, giovani e commercianti per segnalare episodi di violenza e minacce. Giunta nelle settimane addietro, a causa proprio del suo divieto, è stato anche minacciato e in diverse serate, come lui stesso ha raccontato, ci sono stati disordini davanti al suo locale proprio perché alcuni ragazzi non erano stati fatti entrare dopo alcune segnalazioni. Anche questa nuova iniziativa di Natale Giunta ha spaccato il popolo social. C'è chi approva pienamente l'idea dello chef, chi invece lo addita come classista e fuori contesto. Natale Giunta però va avanti e nei prossimi giorni battezzerà la sua nuova associazione. A Catania arrivano altri 1.000 nuovi monopattini da affittare a tempo con il telefonino. L'amministrazione chiede alle ditte fornitrici e ai cittadini nuove regole e responsabilità. Luca Ciliberti.
Catania scommette ancora sui monopattini in condivisione e lo fa nonostante queste immagini poco edificanti. Aiuto! C'è qualcuno! L'amministrazione comunale ha deliberato l'affidamento del servizio di mobilità condivisa a 3 ditte che forniranno 1000 nuovi monopattini per implementare il servizio già esistente. Ma la parola d'ordine stavolta sarà tolleranza zero per incivili e abbandoni selvaggi. Non saranno più tollerati fenomeni come quello del lasciare il monopattino dovunque, davanti a garage, ingressi di abitazioni, in mezzo alla strada, quindi con un assoluto mancato rispetto anche verso gli altri concittadini, chi guida la macchina e chi magari transita a piedi, quindi verso anche i pedoni. Ecco, questo non sarà più tollerato. Si applicherà sin da subito il nuovo codice della strada che prevederà l'utilizzo del caschetto e le sanzioni per chi trasgredisce le regole. L'idea è quella di garantire un servizio eccellente responsabilizzando le stesse ditte fornitrici che proprio contro l'abbandono selvaggio possono utilizzare il loro servizio di geolocalizzazione dei mezzi in tempo reale. Devono garantirci assolutamente che loro faranno di tutto, dato che possono monitorare in tempo reale chi ha noleggiato quel mezzo, dove poi lo andrà a lasciare, magari non potendo più permettere la chiusura del noleggio fino a quando non venga lasciato in un sito idoneo. La determina di aggiudicazione da parte del Comune è datata 12 febbraio 2026 e è ipotizzabile che nel giro di qualche settimana i mezzi saranno già a disposizione sulle strade dei catanesi. Parliamo del carnevale adesso, ma di un carnevale speciale in corsia all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La banda musicale Giuseppe Lentini di Favara regala infatti sorrisi ai piccoli pazienti. Davide Sardo. Carnevale entra in corsia e trasforma l'ospedale in una festa. Al reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, le note allegre delle musiche carnascialesche hanno attraversato corridoi e stanze, portando colore, sorrisi e un momento di autentica spensieratezza ai piccoli pazienti. Protagonista dell'iniziativa la banda musicale Giuseppe Lentini di Favara, diretta dal maestro Gaetano Lentini, che ha scelto di dedicare la giornata ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Un gesto semplice, ma dal forte valore umano, reso possibile grazie alla disponibilità del direttore sanitario Giovanni Asaro e del primario Giuseppe Gramaglia, che hanno accolto con entusiasmo la proposta. Un repertorio vivace, brani amatissimi dai più piccoli e per qualche ora la corsia si è trasformata in uno spazio di festa capace di alleggerire il peso delle terapie e regalare emozioni vere. Tu vuoi farlo americano, il libro del giornalista d'inchiesta Sasha Biazzo racconta i nuovi volti della mafia. Desiree Ferdito. Mafia, potere e affari, dai territori siciliani agli scenari internazionali. Se ne è parlato alla Pinacoteca di Piazza Manganelli a Catania, dove è stato presentato il libro Tu vuoi fa l'americano del giornalista Sasha Biazzo. Un'inchiesta che racconta come le mafie abbiano cambiato volto, intrecciando sempre più spesso i propri interessi con l'imprenditoria, la politica e la finanza, ben oltre i confini italiani. Questa storia paradossalmente nasce in Sicilia. Nasce in Sicilia all'inizio del Novecento con l'emigrazione di moltissimi italiani dal sud dell'Italia negli Stati Uniti e con la nascita e la crescita delle famose Five Families. Al dibattito ha partecipato anche il magistrato Sebastiano Ardita, che ha sottolineato come oggi la criminalità organizzata sia meno visibile ma più radicata nell'economia legale. I fenomeni mafiosi si riverberano sui territori con delle caratteristiche abbastanza comuni, anche se sono diversi i posti in cui nascono. La mafia americana, per esempio, per certi versi ha emulato quello che è stata l'esperienza di Cosa Nostra, ma l'ha portata a compimento in modo molto più anticipato, e anticipata è stata la risposta dello Stato. Un confronto molto partecipato che ha acceso i riflettori su un fenomeno in continua evoluzione e sulla necessità di riconoscere i nuovi segnali per contrastarlo in modo efficace. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Vediamo come si preparano le siciliane di Serie B e C ad affrontare le prossime sfide. A tra poco.
Bentornati, adesso il calcio, una striscia positiva da record per il Palermo al suo 13° risultato utile consecutivo dopo la vittoria per 3-0 contro l'Entella. La classifica però non cambia e i rosanero sono sempre al 4° posto. Marco Gulla. Nonostante il 13° risultato utile consecutivo, il Palermo resta quarto in classifica a 4 lunghezze dal secondo posto e a 5 dal primo. Venezia, Frosinone e Monza hanno risposto positivamente alla vittoria dei rosanero contro l'Entella e quindi nei piani alti la classifica è rimasta invariata. Il Palermo quindi vince, convince, ma se vuole fare uno strappo in classifica non può permettersi passi falsi, perché rischierebbe di perdere di vista il treno promozione diretta. Strisce positive sicuramente fanno bene all'umore, al morale e ti permettono di lavorare bene durante la settimana, anche perché c'è stato un turno infrasettimanale in cui siamo riusciti ad accumulare veramente tanti punti e adesso riposiamo un giorno, poi si riparte per mantenere questa imbattibilità. Imbattibilità che passa dalla partita di sabato al Barbera contro il Südtirol, ma lo sguardo dei siciliani sarà anche rivolto alle sfide delle dirette concorrenti. Il Frosinone giocherà in casa contro l'Empoli venerdì sera, il Venezia al Penzo sabato sfiderà il Pescara, il Monza invece giocherà a Carrara. In Serie C il Catania è concentrato sul campo, sul recupero, in programma mercoledì contro il Trapani al Massimino. I rossazzurri devono vincere per accorciare le distanze dal Benevento ed evitare la fuga dei campani. Francesco Triolo. L'imperativo è rialzarsi subito perché il pareggio di Siracusa ha rallentato quella che doveva essere la rincorsa al Benevento. Il Catania adesso non può fallire nel recupero contro il Trapani che si giocherà mercoledì al Massimino. Vincere con i Granata per accorciare dalla capolista è quasi un obbligo per continuare ad alimentare la corsa. Sorrento, Cerignola e Siracusa sono stati dei passaggi a vuoto che hanno condizionato troppo il cammino dei rossazzurri. Toscano deve fare i conti con le condizioni non eccezionali della squadra, con un Di Tacchio che è appena rientrato e deve ritrovare lo smalto, con Jimenez che preferisce la fase offensiva e invece si deve anche adattare per via delle tante assenze rispetto a come questa squadra era stata costruita. Contro il Trapani rientreranno Corbari e Lunetta, Di Tacchio potrà avere un maggiore minutaggio e queste sono le buone notizie. Poi c'è Bruzzaniti, uscito zoppicante a Siracusa ma che non dovrebbe aver avuto nulla di particolarmente grave e dovrebbe essere regolarmente a disposizione. La squadra si è allenata in mattinata e domani è prevista la seduta di rifinitura. Certo, preparare in così poco tempo un derby contro un Trapani parecchio rivoluzionato ma sempre insidioso non è la cosa migliore, ma il calendario fitto impone di farlo. C'è da cambiare marcia e ritornare a quella vittoria che manca ormai da quasi un mese, dal 25 gennaio e dal 2-0 sul Cosenza, che valeva il primo posto in coabitazione col Benevento. Da quel giorno la frenata rossazzurra. E a proposito di Catania, una folla ordinata e composta ha reso omaggio a Orazio Russo dal primo pomeriggio in fila davanti alla Camera Ardente che è stata allestita nella sala Liotru al primo piano della tribuna dello stadio Massimino. Tifosi, gente comune e molti ex giocatori ed ex dirigenti del club rossoazzurro hanno voluto dare l'ultimo saluto all'uomo e all'atleta che ha legato la sua carriera ai colori del Catania, club per il quale è stato, ricordiamo, prima giocatore, poi allenatore e poi ancora dirigente. I funerali di Orazio Russo saranno celebrati domani pomeriggio in cattedrale. Un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Tornati in studio, c'è ancora una notizia prima di chiudere che arriva da Palermo. Si tratta di una rissa che è scoppiata a bordo dell'autobus 124 nella zona di Via Roma. Secondo il racconto di alcuni passeggeri, un uomo avrebbe tentato di molestare una ragazzina. Qualcuno è intervenuto in difesa della giovane ed è nata appunto una violenta lite. I carabinieri hanno preso il presunto molestatore e lo hanno portato in caserma. Altri militari hanno sentito la vittima. L'autobus è rimasto fermo, circondato dalle auto dei carabinieri. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.